La Confartigianato di San Donà di Piave è da sempre in prima linea al fianco delle imprese artigiane. Questa volta lo fa come partner della Regione Veneto e dell'azienda sanitaria locale nel progetto regionale Tutela. Nasce da questa iniziativa, infatti, l'incontro di formazione tenutosi giovedì 30 maggio alle ore 18 all'Hotel Continental di San Donà di Piave dal titolo Il lavoratore autonomo, sano, sicuro, informato per la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per i lavoratori autonomi. Oggi un altro passaggio importante, abbiamo focalizzato insieme con la Regione Veneto e con le ASL, con l'Ispettorato del Lavoro, un progetto per la formazione diretta dell'artigiano autonomo. Questa azione è anche a favore dell'artigiano, soprattutto perché in questa area di intervento c'è anche il lavoro cosiddetto sommerso. E quindi se andiamo a fare un'azione forte nei confronti di questa attività andiamo a tutelare l'artigiano, soprattutto perché la sleale concorrenza in questo momento economico e contingente è una cosa che vediamo giorno per giorno. Quindi andando a formare l'artigiano sul discorso di sicurezza, andando anche con gli enti di controllo a verificare se ci sono delle situazioni di sommerso, andiamo a tutelare ancora di più l'artigiano per un discorso di sleale concorrenza. La novità del progetto Tutela della Regione Veneto è che la formazione per la salvaguardia della salute sul luogo di lavoro non è rivolta al lavoratore dipendente, come avviene di solito, ma al lavoratore autonomo. Segno di un mercato del lavoro cambiato anche per effetto della crisi che ha visto gli ex dipendenti assumere sempre più spesso il ruolo di artigiano lavoratore improprio, pur di restare nel mercato del lavoro. Un fenomeno questo che si registra un po' in tutti i settori, ma che interessa in particolar modo l'edilizia. Questa iniziativa riguarda i lavoratori autonomi di tre settori che sono l'edilizia, l'agricoltura e l'autotrasporto. Diciamo poi che in termini numerici e di problematiche di sicurezza in realtà i più interessanti da questo punto di vista sono quelli che operano nel settore dell'edilizia, insomma, perché è un settore appunto che ha numeri relativamente elevati di questa tipologia di lavoratori e poi un settore piuttosto a rischio. Nel contesto di questo incontro formativo c'era anche l'azienda sanitaria locale con il direttore Carlo Bramezza a rappresentare la Regione del Veneto e le ragioni per cui la formazione del lavoratore autonomo è importante nel contesto della tutela e promozione della salute di tutti. Finora si è parlato di sicurezza solamente per i lavoratori dipendenti, mentre questo progetto della Regione Veneto vuole portare il concetto e la cultura della sicurezza anche tra i lavoratori autonomi, soprattutto in questo periodo di grave difficoltà economica dove noi abbiamo sempre meno lavoratori dipendenti e sempre più lavoratori autonomi, soprattutto in settori come l'edilizia e i trasporti. Noi dobbiamo assicurare anche a queste persone la possibilità di lavorare in sicurezza, perché lavorando in sicurezza vuol dire che ci sono meno persone che vengono negli ospedali, meno persone invalide e quindi meno costi per l'intera società.